Deliberato ieri lo statuto della Fondazione di Agrigento Capitale della Cultura, diverse le polemiche sui ritardi nella sua costituzione. Conferenza stampa stamani del commissario Zappia e del neodirettore del pronto soccorso di Agrigento, dottor Caramanno, costituito un comitato di sindaci che stilerà un documento per programmare e organizzare meglio la sanità in provincia. L'assessore regionale all'istruzione Turano chiede maggiori controlli su chi usufruisce della legge 104, intanto stamani a San Leone iniziativa dei Lions Club Agrigento Valle dei Templi, vela senza barriere. Domani raccolta firme sull'attuazione della legge che vieta la presenza di animali nei circhi, spot della Polizia di Stato per non abbandonare gli animali. Quali sono le sorti del Parco Letterario Luigi Pirandello? Interviene lo storico agrigentino, presidente di BC Agrigento, Elio Di Bella. Buongiorno, benvenuti all'appuntamento odierno di TV Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale su Agrigento Capitale della Cultura. Deliberata in tarda serata ieri lo statuto della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura, quindi il parere dei revisori dei conti e quello del Consiglio Comunale. I componenti sono il Comune di Agrigento, quello di Lampedusa, il Consorzio Universitario e l'Associazione Meno. Sentiamo in merito una videodichiarazione del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Ieri in tarda serata abbiamo deliberato in giunta lo statuto della Fondazione di Partecipazione di Agrigento 2025. La delibera è la 154 del 3 agosto 2023. Il prossimo passaggio sarà naturalmente il parere del revisore dei conti, quindi andrà al vaglio dei consiglieri comunali, così già come pattuito con il Presidente del Consiglio, il dottore professore Giovanni Civiltà. E adesso anche due parole sui membri della Fondazione, che sono il Comune di Agrigento, il Comune di Lampedusa, che ha un ruolo anche fondamentale nel dossier, visto che uno degli argomenti principali è stata proprio l'accoglienza e l'integrazione e le relazioni tra le varie etnie del Mediterraneo. E un altro ruolo importante ha avuto ed ha l'Empedoclo Consorzio Universitario di Agrigento, che è stato uno dei bracci operativi proprio di questa fatica, e colgo l'occasione per ringraziarne il Presidente, e l'Associazione Meno è quell'organo competente che ha redatto il dossier, che ha interloquito a Roma con la giuria che ci ha esaminati e che ha la competenza proprio di poter portare avanti i vari progetti designati nello stesso dossier, collaborando con tutti gli altri enti che saranno designati in questo stesso statuto. Per quanto riguarda i tempi impiegati, posso affermare che sono quelli dovuti per poter redigere un atto che abbia una certa durata nel tempo e che possa garantire la riuscita dell'intera operazione. Boomerang Capitale della Cultura dei cittadini a Nenè Mangiacavallo, a Vittorio Sgarbi e ieri il regista agrigentino Michele Guardì. Dicono così non può andare, mentre Silvio Schembri, giornalista agrigentino, ci mette 8 ore per arrivare da Roma ad Agrigento, lo scrive su Repubblica. Raccogliendo le sollecitazioni di larga parte degli agrigentini, da tempo anche TVA ha lanciato l'allarme. Nello stato in cui versa Agrigento, capitale della cultura, può rivelarsi un boomerang capace di distruggere qualsivoglia immagine, anche la più bella, possano le foto ritrarre della nostra realtà. Furono subito i cittadini a lanciare il primo allarme. A ruota nel Mangiacavallo, motore pulsante e pioniere del credere in questa idea. Proprio nei giorni scorsi Vittorio Sgarbi, che è andato anche oltre, esprimendo preoccupazioni per la destinazione d'uso di un hotel che sarebbe gradito ad alcuni diventasse un centro commerciale al villaggio Mosè, sulla città che era sporca. E ieri Michele Guardì, sottolineandolo dai microfoni della RAI, che ha detto: sono preoccupato, non sto vedendo grandi preparativi.
E Michele Guardì è un geniale conterraneo, certamente ben abituato alla gestione di situazioni complesse, ma se anche lui esprime ciò che altri summenzionati hanno da tempo detto, due domande chi ci amministra dovrà pur farsele. A non molto servono rassicurazioni secondo cui i nostri amministratori siano al lavoro finché non è supportato da un impegno visibile e immediatamente concreto nell'utilizzo di quel tempo che scorre inesorabile in un Fiat ci porterà a bussare alla porta del 2025. E proprio ieri un forte appello è stato lanciato dal giornalista agrigentino Silvio Schembri, che su Repubblica ha sottolineato che per arrivare ad Agrigento da Roma con l'aereo e il bus ci ha messo ben 8 ore e gli è andata anche bene, aggiungiamo noi che siamo abituati a muoverci quotidianamente tra strade interrotte, semafori e costosissimi voli. E dunque, oltre ai rifiuti sparsi, l'acqua che manca, le vegetazioni spontanee che costellano viali, strade, scale, degrado dilagante, vie di collegamento inesistenti, vogliamo che ciò che ha scritto Silvio Schembri ieri e Sgarbi ha detto prima e tanti altri finisca come un tam tam inarrestabile sulle pagine di cronaca e sulle recensioni che farà inevitabilmente chi nel 2025 verrà a visitare la capitale della cultura? Ai posteri l'ardua sentenza che speriamo possa essere ribaltata da un impegno concreto, immediato e determinato. Anche noi siamo preoccupati. E sull'argomento torna oggi il regista Michele Guardì, che dice: a proposito delle mie riflessioni su Agrigento, città della cultura, andata in onda ieri 3 agosto nel programma televisivo Camper, desidero precisare che quell'intervista era stata registrata nello scorso maggio e che con quelle dichiarazioni volevo solo richiamare l'attenzione di tutti su una scadenza che si avvicinava. Non intendevo dunque bacchettare, men che meno il sindaco Miccichè, che sapevo e so seriamente impegnato nel ruolo. Mi spiace che il mio intervento sia stato interpretato in maniera distorta. Buon lavoro al sindaco che ieri, superando una serie di ostacoli burocratici, ha potuto approvare in giunta un importante provvedimento che consentirà alla città di affrontare con mezzi adeguati l'importante appuntamento. E sempre in merito ad Agrigento, capitale della cultura, interviene il capogruppo al Consiglio Comunale di Agrigento della Democrazia Cristiana Pasquale Spataro. 2 indizi fanno una prova, afferma il consigliere Spataro. Dopo il sottosegretario della cultura Sgarbi, anche Michele Guardì fa un endorsement al contrario per Agrigento capitale della cultura 2025. Ciò che impressiona è l'atteggiamento del sindaco, immobile a ogni sollecitazione. Va tutto bene, stiamo definendo lo statuto della fondazione, non possiamo sballare. Intanto tutto tace, la città è ferma al palo a distanza di 4 mesi dalla data di proclamazione. I problemi, continua il consigliere comunale Spataro, come evidenziato bene da questi ultimi 2 interventi, sono 2. Da una parte la città non ha il decoro necessario per portare avanti questo grande progetto, dall'altra parte la macchina amministrativa non è mai partita e l'unico problema appare essere il numero dei componenti del Consiglio Comunale della Fondazione e chi deve ricoprire questi ruoli garantendo un equilibrio politico. E passiamo ora alle notizie sulla sanità. Una conferenza stampa stamani del commissario dell'ASP, dottore Zappia, che risponde alle richieste fatte ieri dai sindaci agrigentini con il sit-in fatto all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ove si denunciavano le criticità delle strutture ospedaliere della nostra provincia. Presente anche il dottor Caramanno, nuovo primario del pronto soccorso di Agrigento. Le interviste. Ce la facciamo a far passare le notizie reali oltre che le notizie scandalistiche e negative? Perché? Io ho 61 anni, ho girato abbastanza, continuo a girare, nella nostra regione giro abbastanza ASP. Sembrerebbe che l'unica ASP che abbia problemi nel mondo, non in Sicilia, è l'ASP di Agrigento. Ovviamente l'ASP di Agrigento ha i suoi problemi e facciamo bene noi a farli evidenziare. Vi chiederei, per il bene della collettività, non per il mio che non ha molto senso, che diciamo anche le cose che vanno. Perché è interesse di tutti, se no la gente ha paura, la gente, gli agrigentini avevano paura e qualcuno ce l'ha ancora perché non lo sa a venire al pronto soccorso. Devo dire pure che avevano ragione, da cittadino oltre che da direttore. Diciamoglielo che la situazione è cambiata, che le condizioni sono normali e per questo io non vi devo dire nulla, perché
noi facciamo un mestiere, il direttore Caramanno fa il suo mestiere, non ha bisogno di dimostrare niente, ha dato l'ulteriore dimostrazione, sia io che lui sappiamo che abbiamo appena iniziato, perché lui ha già sistemato quello che c'era da sistemare, ma riteniamo entrambi che noi abbiamo necessità di completare il percorso della riorganizzazione. Voglio dire in una sola parola, non abbiamo ancora fatto altro che iniziare. Dobbiamo sistemare una serie di cose anche a monte e a valle del pronto soccorso che aiuteranno il pronto soccorso a funzionare meglio. Il direttore Caramanno sa quali sono alcune, altre di livello aziendale ovviamente ha bisogno che la direzione gli dia una mano e ovviamente noi dobbiamo fare tutte quelle cose che servono per poter fare in modo che il pronto soccorso abbia una sua procedura, un suo percorso regolare. Quindi oggi abbiamo finito. O parzialmente risolti? No, allora i problemi sono risolti. Sappiamo bene che non abbiamo finito di fare rivoluzioni anche organizzative, perché bisogna intervenire a tanti livelli del sistema. In particolare le responsabilità, i posti letto disponibili al pronto soccorso che si fanno in tutti gli ospedali, gli eventuali bis che si mettono quando ci sono emergenze, c'è un piano del sovraffollamento che il nostro ospedale ha e che non ha mai applicato. Sono tutte cose, non stiamo scoprendo niente di nuovo, cioè vorremmo anche qua fare quelle cose che si fanno nel resto del mondo. La tensostruttura e l'intervento per l'emergenza sappiate che è stato fatto soprattutto per quanto riguarda lo sbarco degli immigrati. Di un'ora fa è la richiamata della prefettura che mi dice che già tra domani notte e domenica, no, adesso parlerà lei, tra domenica tra sabato notte e domenica ci sarà un ulteriore sbarco, quindi ci stiamo preparando anche a questo. A proposito della tensostruttura di cui parlava il direttore generale, ci siamo resi conto praticamente che non serve, perché in questi giorni abbiamo un po' preso la situazione in mano e abbiamo capito praticamente che con un minimo di organizzazione i posti ci sono per i pazienti in osservazione breve e i pazienti che sono magari qualche giorno. Io chiedevo soltanto la solidarietà da parte di tutti i colleghi della provincia di Agrigento e in particolar modo i colleghi ospedalieri che solidarizzano con i problemi del pronto soccorso in modo tale, ma anche fisicamente, venire qui praticamente e mettersi a disposizione, lasciando da parte i vari distinguo. Si parla di equipollenza, non equipollenza, però vi posso dimostrare, ad esempio, che noi abbiamo in servizio alcuni ragazzi che si sono laureati da poco e praticamente vanno come un treno, basta praticamente guidarli, quindi non è che hanno grande esperienza, quindi medici che ovviamente esercitano la professione da 20 anni, 30 anni, anche se fanno altro, possono venire qua a darci un supporto. E poi anche, mi rivolgo anche ai medici del territorio, ci sono i convenzionati, specialmente i convenzionati interni che fanno ambulatori, questi potrebbero venire qua a darci una mano di aiuto per quanto riguarda ad esempio la stanteria e fare da supporto ai medici esperti. Quindi lasciamo perdere tutte le scuse pretestuose dei miei colleghi, devono essere molto più solidali. Lei perché ha accettato l'incarico? È scontato, qualcuno ci può vedere un secondo fine, io l'ho accettato per spirito di servizio. Mi sono messo a disposizione della città, di questo ospedale in cui lavoro da almeno 35 anni e tutti i miei colleghi dovrebbero fare quello che ho fatto io. Speriamo che questo lasciamo perdere i sacrifici, io non ho fatto altro che fare il mio lavoro, basta, non ho fatto nulla di eccezionale. Devo ringraziare soltanto i medici del pronto soccorso, gli infermieri, sono persone straordinarie che hanno lavorato e continuano a lavorare alacremente, ma devo ringraziare anche alcuni dei miei colleghi cardiologi che si stanno sacrificando praticamente dopo aver fatto il servizio in cardiologia, vengono qui in pronto soccorso a dare una mano e questa è stata anche la chiave di volta. Ora speriamo che la direzione strategica possa adottare le misure in modo tale che io vada al più presto via. Dottore, dove sta il pronto soccorso? Il pronto soccorso è un pronto soccorso normale. Io per farmi una fotografia l'altro giorno ci siamo messi a ridere che arrivato a un certo punto non c'erano più pazienti da visitare.
E sull'incontro di ieri avvenuto al Comune di Agrigento circa la conferenza stampa sui sindaci dopo il sit-in di protesta sulle criticità sanitarie in provincia, è intervenuto il primo cittadino Miccichè, che ha dichiarato come l'incontro ha visto l'intervento di diversi sindaci, quali hanno rappresentato le problematiche inerenti a disservizi e alla carenza di organici negli ospedali e nei poliambulatori. Ne è emersa la necessità di rivedere la rete ospedaliera, di riorganizzare le risorse umane e finanziare nel territorio e sfruttare al meglio i fondi del PRR. All'unanimità sono stato incaricato, afferma il sindaco Miccichè, di costituire un comitato di sindaci che provvederà a stilare un documento di programmazione per organizzare al meglio la sanità nel territorio. E sempre in materia di sanità, il sito SOS Sanità Siciliana, presentato dal gruppo parlamentare 5 Stelle all'Ars, è partito bene. 50 in 24 ore le segnalazioni dei disservizi. Da un lato lo strumento funziona, ma anche che la sanità siciliana è pezzi dall'altro, quanto dichiarato dal vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola, coordinatore del Movimento 5 Stelle. Quasi 50 le segnalazioni di disservizi arrivate dal mondo sanitario siciliano in meno di 24 ore. Parte in quarta SOS Sanità Siciliana, il sito web ideato dal Movimento 5 Stelle, qualche giorno fa presentato all'Ars, e raccoglie le lamentele e gli sfoghi sui disservizi negli ospedali e nei pronti soccorso dell'isola, per le lunghissime inattese visite specialistiche e gli esami strumentali. A fare la parte del leone sono grandi città come Palermo, Catania in testa, non mancano però le segnalazioni anche dai piccoli centri. È una notizia, commenta il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle dell'Ars, vicepresidente Nuccio Di Paola, agrodolce, perché se da un lato certifica come prevedevamo che lo strumento funziona, dall'altro è la plastica dimostrazione che la sanità siciliana è purtroppo a pezzi. Se si considera che il sito è stato appena messo online e che è praticamente sconosciuto alla massa, quasi 50 segnalazioni di disservizi possono essere la punta di un iceberg grosso come una montagna. Il sito deve essere ancora pubblicizzato per bene, cosa che faremo prossimamente con locandine e volantini nei pronto soccorso e negli ospedali della Sicilia. Contiamo anche sul passaparola nella condivisione dell'informazione dei profili social dei cittadini e, che è ovvio, sui nostri canali comunicativi. SOS Sanità Siciliana, precisa Di Paola, non vuole essere un atto d'accusa contro i medici e il personale sanitario, tutt'altro, punta però a essere uno strumento nelle loro mani. Le denunce infatti possono solo aiutare a rendere pubblici i disservizi che spesso rimangono sotto traccia e aiutarci a cercare assieme alle istituzioni le possibili soluzioni. Le segnalazioni arrivate via web vanno vagliate, verificate dallo staff del Movimento 5 Stelle per produrre atti parlamentari solleciti al governo regionale e nei casi più gravi anche ispezioni a sorpresa. Non potevamo stare a guardare, conclude Di Paola, la sanità che affonda mentre l'orchestra governativa, come sul Titanic, continua a suonare la solita musica totalmente improduttiva. Noi cercheremo di dare il nostro contributo sperando che il governo collabori, cittadini e medici siamo sicuri che lo faranno. Ida Carmine è stata designata dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana componente del Comitato di controllo sull'attuazione degli accordi di Schengen in materia di vigilanza e di controllo dell'immigrazione. Sentiamo in merito lo stesso parlamentare di 5 Stelle, Ida Carmina. Ho avuto l'onore di essere stata designata dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana quale componente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione degli accordi di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. Ringrazio Francesco Silvestri, Presidente del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle e il Presidente Conte per avermi designata a questo incarico di grande responsabilità in questa prestigiosa sede istituzionale che assolverò forte della mia pregressa esperienza da sindaco di Porto Empedocle, che è stata al fronte ed è ben consapevole dei problemi dell'immigrazione. La mia stella polare sarà il rispetto della persona umana, dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità ed il controllo a che l'accoglienza possa avvenire in modo sereno,
tale da creare le condizioni per una società veramente inclusiva in cui prevalga il senso di fraternità su altre questioni. Certamente si devono percorrere vie nuove, perché quelle sin qui percorse hanno dimostrato il loro fallimento, e a questo dedicherò il mio massimo impegno e tutta la mia dedizione. Sulla riforma della provincia interviene in maniera negativa la Lega, che per mezzo del parlamentare regionale Caronia afferma: grave l'eliminazione della doppia preferenza di genere e le limitazioni della presenza delle donne a un quarto nelle giunte. E sulla eliminazione della doppia preferenza di genere e la limitazione della presenza delle donne a un quarto nelle giunte, sulla riforma delle province, nasce sotto i peggiori auspici. Questa è la posizione della Lega, che attraverso il suo capogruppo, onorevole Marianna Caronia, afferma come trova anacronistico che dalla riforma delle province sparisca la doppia preferenza di genere sulla scheda elettorale, così come ritengo grave che la presenza di genere venga ridotta a un quarto nelle giunte provinciali. Questa riforma nasce sotto i peggiori auspici e nonostante la reintroduzione dell'elezione diretta dei presidenti e consiglieri porta un neo che la fa precipitare indietro, rimettendo in discussione la presenza delle donne in politica. Dopo aver fatto tanti passi in avanti per consentire proprio alle donne di avere dei ruoli che meritano nelle istituzioni, il DDL approvato in prima commissione all'Assemblea regionale siciliana si macchia quasi di misoginia. Faccio appello a tutte, afferma Marianna Caronia, in veste ufficiale di capogruppo della Lega all'Ars, affinché sulla parità di genere non ci siano tentennamenti e si consenta agli elettori di poter scegliere con la preferenza liberamente una donna e un uomo nella scheda elettorale. Sono pronto a presentare gli emendamenti utili a rendere questa legge in linea con le conquiste civili che a fatica noi donne abbiamo raggiunto. L'assessore regionale all'istruzione e alla formazione Turano chiede una verifica su chi usufruisce della legge 104, garantire equità per incarichi a tutela dei disabili, chiesti maggiori controlli e verifiche all'ufficio regionale scolastico e al servizio. Il diritto all'assistenza dei soggetti con disabilità è un sacrosanto e va tutelato, e per questo ho chiesto all'ufficio scolastico regionale che venga operata una verifica sui titoli di precedenza degli aspiranti a incarico di docenza a tempo determinato che usufruiscono della legge 104. Questo quanto annunciato dall'assessore regionale all'istruzione e alla formazione Mimmo Turano. Non si tratta né di una caccia ai furbetti né di una crociata contro chi usufruisce legittimamente della legge 104, spiega l'assessore Turano. Il nostro obiettivo è quello di garantire una massima equità e trasparenza nel processo di selezione per gli incarichi a tempo determinato e tutelare anche tutti coloro che hanno reale necessità di assistenza e di avere un congiunto vicino. Ringrazio il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, conclude Turano, che ha risposto positivamente alla nostra sollecitazione e ha già inviato una nota ai dirigenti degli ambiti territoriali e a quelli delle istituzioni scolastiche siciliane per avviare una verifica attenta e tempestiva di tutti i titoli di precedenza dichiarati prima che si possano consolidare posizioni di vantaggio illegittime. Vela senza barriere, questo è il service curato stamani dal Club Lions Agrigento Valle dei Templi in collaborazione con il Club Nautico Punta Piccola al Molo di San Leone, l'associazione Nuove Ali e quella Senza Limiti. Oggi un'interessante iniziativa in collaborazione con il Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Ecco, come si svolgerà la mattinata? Ho avuto il piacere di essere coinvolto in questa attività di servizio dei Lions dal presidente, da Gioacchino, un caro amico. E cosa facciamo oggi? Portiamo a mare dei ragazzi con delle disabilità e gli facciamo gustare il piacere della vela. Il Club Nautico Punta Piccola si occupa nell'ambito della disabilità già da un anno, abbiamo avviato il progetto, abbiamo ricevuto già l'imbarcazione e quindi abbiamo la possibilità di fare vela inclusiva. La vela è uno sport meraviglioso, si sta a contatto con la natura e dare la possibilità a tutti di poter fruire di questo bene
meraviglioso che abbiamo in Sicilia, credo che sia una cosa fondamentale. Faccio un appello a tutti, noi abbiamo bisogno di avere la cittadinanza vicina, questo è un progetto per Agrigento, non soltanto del Club Nautico Punta Piccola o The Lions. Pertanto chiunque ha voglia ci porti i ragazzi, noi faremo la nostra attività sportiva e insomma i volontari faranno la loro. Se tutti quanti facciamo squadra sicuramente possiamo dare un bel servizio a questi ragazzi e dargli il piacere di passare una bella giornata. Presidente, quanto dura il progetto nel suo insieme? Allora, oggi abbiamo una giornata a mare che facciamo con il Club Lions Valle dei Templi, questa sera faremo una raccolta di beneficenza sempre al Club Nautico. Il progetto inizia ora e dura tutta la vita, pertanto non ha una scadenza, dobbiamo avere le persone vicine e noi portiamo i ragazzi a mare, non c'è scadenza, c'è solo l'inizio, abbiamo iniziato. Quindi grazie. Chi vuole partecipare cosa deve fare? Contatta il Club Nautico Punta Piccola e io ho fretta di andare a mare perché non vedo l'ora di portare i ragazzi a mare. Contatta me, il presidente del Club Nautico, ci porta i ragazzi e poi ci pensiamo noi. Siamo con il presidente Gioacchino Cimino, Lions Club Agrigento Valle dei Templi, si inizia l'attività lionistica oggi con una bellissima iniziativa che si sta svolgendo qui al molo di San Leone. Oggi il Lions, il Club Lions Valle dei Templi è presente con questo servizio importantissimo, sport e inclusione, disabilità. È un servizio molto importante perché rispecchia quello che noi Lions facciamo, we serve, noi serviamo, e quindi oggi il Club Punta Piccola ci sta dando l'opportunità di realizzare questo service. Ringrazio naturalmente il Presidente Rambello per questa occasione e le due associazioni che ci hanno dato l'opportunità di conoscere queste meravigliose persone. Oggi l'attività si svolgerà proprio in questo, nel portare in mare questi ragazzi in un giro in barca e far conoscere loro quello che è lo sport e l'inclusione. Ringrazio ancora tutti i miei soci del club e che dire, i Lions saranno sempre presenti per queste iniziative sociali e va bene così, noi saremo ancora presenti nella raccolta fonti per dare un senso alla vita di questi ragazzi. Anche voi partecipate a questa iniziativa con Punta Piccola e Lions Club Agrigento Valle dei Templi? Sì, quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di partecipare insieme ai Lions a questo evento, abbiamo partecipato volentieri, abbiamo coinvolto i soci dell'associazione, quindi anche oggi potranno fare un'esperienza nuova, un'esperienza che comunque ai ragazzi in sedia a rotelle è un po' bandita perché non ci sono strutture idonee, però oggi ci è stata offerta questa possibilità, quindi ne abbiamo approfittato e siamo venuti in tanti. Il mare ci sta aiutando perché è piatto e il caldo è asfissiante, quindi ringraziamo i Lions per averci coinvolti. Sono stati aggiudicati servizi di ingegneria finanziati dalla Regione per oltre 500.000 euro per l'esecuzione delle indagini geognostiche strutturali per il rischio sismico negli edifici scolastici di proprietà del Comune di Agrigento. A comunicarlo è stato lo stesso assessore comunale principato il servizio. Sono stati aggiudicati i servizi di ingegneria finanziati dall'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana per oltre 500.000 euro per l'esecuzione delle indagini diagnostiche strutturali, con prove non distruttive e il ripristino dello stato dei luoghi e le verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Agrigento. Siamo felici di quanto fino adesso fatto. Il RUP Vincenzo Galletto e i tecnici amministrativi dell'ufficio tecnico del Comune di Agrigento, afferma l'assessore all'edilizia scolastica, l'ingegnere Principato. Adesso è chiuso l'iter degli affidamenti ai professionisti incaricati, parte il conto alla rovescia per la conclusione dei servizi di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, per la presentazione della domanda del saldo comprensiva dei documenti previsti per la rendicontazione finale, nonché l'inserimento degli atti sul portale Caronte e non entro e non oltre il prossimo 31 ottobre. Continua senza sosta, afferma il sindaco Miccichè, l'azione dell'amministrazione sugli edifici scolastici di proprietà comunale in linea con i tempi e nel rispetto delle convenzioni da me sottoscritte con l'ufficio speciale dell'edilizia scolastica e delle università per oltre 600.000 euro senza gravare sul bilancio del Comune. Questi gli edifici scolastici sottoposti a verifica: Tornabene, Quasimodo,
Scurpillo, Margherita Hack, Gifava, Agazzi, Federico II, Montessori, De Cosmi, San Giovanni Bosco, Giardina Gallotti, Castagnolo e Seneto, Manzoni, Anna Frank, Garibaldi. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Sopralluogo del presidente della regione Renato Schifani all'aeroporto di Catania per verificare lo stato dei luoghi dopo lo scorso incendio avvenuto il 16 luglio e che tanti danni ha causato al traffico aereo in Sicilia. Le assicurazioni del governatore che presto tutto tornerà alla normalità. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani, insieme a quello dell'ENAC Pierluigi Di Palma e al presidente dell'amministrazione delegato di SAC Giovanna Candura e Nico Torrisi, hanno effettuato un sopralluogo al Terminal A dell'aeroporto Bellini di Catania dopo i lavori di bonifica effettuati in seguito all'incendio dello scorso 16 luglio. Presenti anche l'assessore regionale all'economia Falcone, il colonnello Emanuele Di Francesco, comandante dell'aeroporto di Sigonella. Si attendono buone notizie. Al termine della riunione operativa è emerso che la riapertura dell'aerostazione ottenuta in nulla osta potrà avvenire a breve. Siamo ormai ad una svolta, ci si avvia velocemente verso la normalità, diciamolo pure. Ormai ho visitato anche il Terminal A, è completo, realizzato. Adesso soltanto il tema delle corrette e doverose autorizzazioni, che io mi auguro possano essere, nel rispetto delle procedure e anche del merito, rilasciate al più presto. Per quanto riguarda gli enti che non dico dipendono, sono collegati alla regione, già mi sono fatto carico di incontrarli a brevissimo per sollecitare da un lato, ripeto ancora, nel rispetto un attimo del merito dei nulla osta. Io ringrazio il Presidente Di Palma e chi ha ricordato lo sforzo della Regione. Abbiamo messo a disposizione tanti pullman dell'AST, società regionale, a totale controllo regionale, per collegare Trapani, migliaia di persone che erano state dirottate a Trapani nei giorni caldi per riportarli a Catania e poi in maniera tale che loro proseguissero il loro viaggio. Ringrazio l'AST che martedì scorso era qui, ringrazio tutte quelle strutture regionali che hanno risposto bene ad un appello dove io credo che non possa che condividersi l'esigenza della solidarietà sociale, solidarietà politica, solidarietà istituzionale. Poi, sistemato questo aspetto, ci sarà tempo. Le istituzioni, gli organi preposti all'attività di vigilanza e di indagine valuteranno quali sono state, come sta facendo già la magistratura, la causa dell'incendio. Valuteranno altro quali le dichiarate, denunziate disfunzioni in relazione all'atteggiamento della SAC, cui va, per quanto mi riguarda, la massima solidarietà, perché è una struttura che è stata stressata su un tema al quale non era deputata, perché la società di gestione come la GSP di Palermo, come l'Airgest di Trapani, sono deputate ad una funzione, che è quella di assicurare il trasporto aereo. Quando si verifica un'emergenza del genere si va fuori schema e quindi bisogna lavorare secondo nuovi parametri, ma rispettando delle regole interne. L'ENAC c'è sempre stata in chiave collaborativa, anche ispettiva, ci mancherebbe, perché il ruolo è quello, ispezionare e collaborare. L'ispezione non deve essere finalizzata soltanto a sanzionare, l'ispezione deve essere finalizzata anche a correggere eventualmente o eventualmente ad autorizzare se non c'è nulla di male. Viva il circo senza animali! Domani si terrà davanti alla prefettura alle ore 17 un sit-in di protesta per la raccolta delle firme per chiedere l'attuazione della legge sul superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi. L'evento è sostenuto da diverse associazioni agrigentine. Abbiamo sentito in merito Adriana Iacono del FAE sezione ambiente di Agrigento. Domani sabato pomeriggio davanti alla prefettura ci sarà una raccolta firme contro la violenza agli animali, ecco, un momento che prende spunto anche dalla presenza di un circo qui ad Agrigento per salvaguardare gli animali. Ecco, siete in tanti, perché questa iniziativa? Un'iniziativa che parte dall'esigenza di
appunto non sfruttare gli animali nei circhi. Noi non siamo contro il circo è una dimensione meravigliosa che ci aiuta a sognare e ci stupisce sempre, però ormai ci sono molti circhi che vanno avanti senza l'uso degli animali, usando anche tecnologie innovative come per esempio gli ologrammi, quindi l'utilizzo dell'animale dentro il circo non è una specificità, insomma non è qualcosa di cui non si può fare a meno, al contrario la tendenza ormai è appunto annullare l'utilizzo degli animali nei circhi. C'è anche una legge in Italia che è uscita qualche anno fa che prevede questo, però la legge non viene ancora applicata, quindi quello che noi chiediamo è appunto di fare una raccolta firme, cosa che stiamo facendo, l'iniziativa che stiamo facendo è di fatto una raccolta firme per fare in modo che appunto gli animali non vengano più utilizzati nei circhi. Ripeto, non è un attacco al circo per sé, perché lo riteniamo un'esperienza bellissima, ma non altrettanto bello è invece l'utilizzo che si fa degli animali all'interno del circo, diventa un'esperienza poco educativa e non riconosce agli animali la loro dignità di essere senzienti, come ormai è riconosciuto un po' dovunque. E in pubblicità, in televisione passa spesso la pubblicità governativa in questo periodo di divieto di abbandono degli animali, dei cani, dei gatti, degli animali che ci sono a noi familiari, e questa è ormai una legge ed è un reato infatti abbandonare gli animali, quindi ci chiediamo perché questo non possa essere esteso a tutti i casi in cui gli animali vengono maltrattati o comunque vengono estrapolati dal loro contesto naturale. Possono essere circhi ma anche gli zoo e tanti altri contesti, insomma, in cui l'animale viene utilizzato per scopi che non sono quelli adatti. Ecco, c'è un gruppo di associazioni che sostiene l'iniziativa, magari citiamoli giusto per coinvolgerli. Tutte le associazioni ambientaliste, animaliste che si occupano appunto di ambiente e territorio sono presenti, cito appunto quelle che sono state coinvolte direttamente. Abbiamo Plastic Free, WWF Sicilia, Area Mediterranea, Lega Ambiente, il FAI, ma anche Team Spiagge Pulite, Mariterra e associazione no profit amico Zampa Cerri. Quindi insomma siamo un bel gruppo di tanti volontari che si sono aggiunti appunto nel percorso che stiamo facendo. Speriamo che questa sia una prima iniziativa delle tante volte a sensibilizzare appunto l'attenzione di tutti verso il nostro rapporto con la natura e con l'ambiente, che negli ultimi decenni è cambiato drasticamente, e magari possiamo riproporre una nuova ripartenza alla ricerca di un nuovo equilibrio con il pianeta. Allora, ricordiamo l'appuntamento? L'appuntamento è domani, davanti alla prefettura, sabato 5 agosto alle 18. Ci sarà un tavolinetto dove si potrà firmare appunto per fare sì che la legge venga applicata, la legge sull'annullamento dell'utilizzo degli animali nei circhi. Estate, si acuisce il fenomeno di abbandono degli animali da compagnia. La polizia realizza uno spot in materia, il servizio di Margherita Trupiano. L'estate è un momento in cui si acuisce il triste fenomeno dell'abbandono degli animali da compagnia, un'assoluta crudeltà ingiustificabile che evidenzia come quello che dovrebbe a pieno titolo fare parte della famiglia che lo ha adottato viene considerato alla stregua di un giocattolo e un ingombrante oggetto. Purtroppo è una circostanza in crescita che invero non è riferibile solo all'estate, ma che è una costante in ogni stagione, che registra dei picchi in questo periodo, al punto tale che la Polizia di Stato ha ritenuto fosse necessario fare uno spot. Eccolo. No. Ancora oggi, in estate, troppi cani vengono abbandonati. Abbandonare un animale domestico non solo è un reato, ma gli provoca sofferenza e può anche ucciderlo. I cani sono amici fedeli, ci seguono ovunque, ci proteggono, ci fanno sorridere anche nei momenti difficili. Non abbandoniamoli mai. L'amicizia è una cosa seria, recita lo spot.
E non è solo un atto di inciviltà e insensibilità l'abbandono, che crea profonda sofferenza nell'animale, la cui sorte spesso ad abbandono avvenuto è quella di incontrare la morte, ma anche un comportamento incosciente che favorisce il randagismo e va contro al determinarsi di un reato. Infatti l'articolo 727 del Codice Penale cita: chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività è punito con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, da tenere a mente in estate e non solo. Lo storico e presidente di BC Sicilia interviene sul Parco Letterario di Agrigento. Quali sono le sorti dello stesso? Le prime risposte intanto in arrivo dal Comune. Elio Di Bella interviene sul lavoro del Parco Letterario ad Agrigento. Ecco, quali sono le ragioni del suo intervento e le motivazioni? In vista del 2025 noi abbiamo una realtà importantissima, istituita nel 1999 dal Comune di Agrigento, il Comune di Porto Empedocle, la Regione Siciliana e l'ex provincia regionale, e cioè il Parco Letterario dedicato a Luigi Pirandello. Ovunque i parchi letterari esistono, diventano un volano importante per il turismo locale, ma da 25 anni ad Agrigento questa realtà invece non è stata valorizzata come invece dovrebbe. Ho sollevato quindi questa questione con la speranza che chi di dovere cominci a fare qualcosa in vista appunto del 2025, per far diventare finalmente una realtà viva, non solo sulla carta, il nostro parco letterario. Io intanto do atto all'assessore comunale Costantino Ciulla, che ha rotto il silenzio sulla questione oggi sul Giornale di Sicilia, dicendoci appunto che farà il massimo affinché il parco finalmente venga finanziato come dovrebbe, i programmi vengano approvati e tutto quello che insomma prevede il decreto regionale del 1999 si realizzi. Ma adesso attendiamo le risposte anche delle altre realtà. Il sindaco di Porto Empedocle, la regione siciliana, il commissario del libero consorzio, cosa vogliono fare? Sono i soggetti che hanno istituito questo parco. L'ultima cosa che chiedo è: dovrebbero riunire una sorta di collegio di revisione per approvare programmi e finanziarli. Che si faccia questo è tutto quello che è necessario perché il nostro parco diventi una realtà. Nonostante ciò il parco ha lavorato in questi anni con tantissime difficoltà, tra l'ultimo anche il rischio del taglio della luce, perché il comune e gli enti preposti che hanno costituito il parco non corrispondono finanziariamente quanto dovuto. L'associazione che è stata chiamata attraverso questo decreto del 1999 a presentare i programmi e a realizzarli si è data da fare, ma attraverso il patrocinio gratuito degli enti che invece avrebbero dovuto finanziare quelle iniziative. E dunque ciò è assurdo, è stata a quanto pare probabilmente è stata lasciata e abbandonata a se stessa. Questo chiediamo agli enti. Avrebbero dovuto mettere in bilancio addirittura un apposito capitolo per finanziare le attività e le iniziative. Invece di tutto questo sembra che riguardi soltanto l'associazione Il Caos e non riguardi i nostri amministratori. Mi chiedo a questo punto cosa intendono fare anche per esempio i nostri deputati nazionali e regionali. Solleciteranno o no le istituzioni a promuovere il parco? E continuano le proteste sulla soppressione del reddito di cittadinanza. C'è il servizio su quanto successo a Palermo. Io penso che questo Stato non ha il diritto di stare a fare legge, perché uno Stato che affama 170.000 famiglie non è uno Stato che garantisce i propri cittadini. Stanno levando il pane alla povera gente e loro il vitalizio non se lo levano. Quello non lo levano il vitalizio. Questo scrive l'Impes, con tanti saluti. Questo è il messaggio che manda l'Impes.
e loro si sono aumentati 1200 euro di stipendio perché non possono campare, poverini. È il governo dei ladroni, perché loro sono stati tutti ladri, tutti denunziati, però che cosa fanno? Vanno contro la povera gente, contro chi non si può difendere perché non ha gli armamenti giusti per potersi difendere. Ma adesso basta, siamo stanchi di questo governo, deve andare a casa. Prenderò l'ultima mensilità di agosto, dal mese successivo non so quello che devo fare, sicuramente sarò sportato dal mio padrone di casa. Noi da qua, da oggi, non ci muoviamo finché l'assessore Pennino non gli darà una garanzia per tutti i percettori del reddito di cittadinanza che ci prenda tutti in carico per prolungare fino al reddito di cittadinanza fino a dicembre del 2023. A Palermo sono addirittura 30.000 persone che non avranno più il reddito di cittadinanza già a partire da agosto. Quindi questa gente, se non viene presa in carico purtroppo dai servizi sociali, ad agosto non avrà nessun sussidio, non saprà come andare avanti. Quindi in questo modo questo governo sta facendo soltanto una cosa, sta tornando indietro addirittura di 4-5 anni in cui la gente lavorava in nero, veniva sfruttata, lavorava per 2-3 euro l'ora. Ovviamente noi non ci stiamo, non vogliamo intanto che la gente venga presa in carico, chi ne ha diritto venga presa in carico subito dai servizi sociali, e dopodiché chiediamo che per gli altri nuclei familiari, insomma, una garanzia, qualcosa per queste persone, perché ad agosto, mentre magari qualcuno andrà in ferie, loro purtroppo avranno il problema di dover sfamare la famiglia e di dover pagare l'affitto. Invece di parlare ai percettori di reddito e parlare a Palazzo Chigi, questo non va bene. Perché non date un posto di lavoro ai fannulloni? Punto e basta, da capo. È stato mandato un SMS di morte da questa gente, perché quell'SMS è chiaro, adesso non so come aiutarti, vattene per la strada. E poi si aumentano i vitalizi, attivano i vitalizi e questa gente è costretta adesso di perdere la casa, di morire di fame e non poter fare la spesa. Quello che sta facendo il governo Meloni è proprio una guerra ai poveri ed è una bomba orologeria. Questa gente oggi scende accanita, ma domani sarà ancora peggio. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni augurandovi una buona serata.